Bene, buonasera. Nel corso delle nostre lezioni abbiamo visto l'evoluzione della città di Aquileia, partendo dalle sue origini fino all'apice delle sue fortune sotto Augusto, poi la decadenza durante la fase più controversa dell'impero romano, e la sua caduta, la sua distruzione, prima in parte con Alarico, re dei Visigoti, e poi con Attila, soprattutto con Attila nel 452, quando la città viene completamente distrutta. Parallelamente abbiamo visto come questa civiltà che Aquileia portava con sé ha sviluppato anche tutta una serie di problematiche che sono poi sfociate nel culto religioso cristiano portato da Alessandria d'Egitto, e il culto poi cristiano è diventato il culto maggioritario, il culto, diciamo, della città, tanto da identificare con Aquileia un cristianesimo ben specifico, ben connotato proprio dal punto di vista teologico e anche dal punto di vista dei riti. Pensiamo soltanto che abbiamo parlato dei canti, abbiamo parlato delle danze o delle cosiddette marcole, no? Cioè quelle capriole che si dice nei primi tempi si facessero nelle chiese di Aquileia. Quindi questo è il primo periodo, poi subentra evidentemente di nuovo una forte decadenza, perché gli avvenimenti civili sono legati anche agli avvenimenti religiosi, e dunque abbiamo un periodo di invasioni barbariche che culminano anche queste poi con una lunga guerra tra l'impero d'Oriente, i cosiddetti bizantini, perché Costantinopoli si chiamava anticamente Bisanzio, e i Goti, vale a dire le tribù nordiche della Germania, che poi erano venute in Italia e avevano assunto la monarchia prima con i vari re, e infine con Teodorico, e poi appunto questo scontro tra l'Oriente e l'Occidente, ormai un Occidente che aveva sposato, diciamo così, nonostante la differenza di civiltà tra i barbari e i romani, aveva sposato proprio la romanità barbarica, possiamo dire così, mettendo assieme appunto le due civiltà. E se i romani all'inizio di queste invasioni barbariche avevano timore che i loro costumi venissero attaccati dalla diversità dei costumi barbarici, invece con il cristianesimo, che tende a omogeneizzare tutti i popoli, quindi ad essere, come si dice, ecumenico, cioè a comprendere un po' tutte le varie diversità dei popoli sotto una sola fede, ecco che questi regni barbarici incominciano ad essere accettati, e quindi anche nel territorio, nel vasto territorio di Aquileia, si rafforza quella civiltà mista tra barbarico e romano. Le guerre gotiche e prima soprattutto l'invasione barbarici precedenti avevano portato sull'isola di Grado la sede della Chiesa, e avevano portato anche la popolazione, terrorizzata da queste violenze dei barbari, li aveva portata in parte nella laguna e in parte sulle montagne. Quindi Aquileia era distrutta, era abbandonata, e solo ad un certo punto, alla fine di queste guerre, il governatore, o comunque il generale comandante della forza bizantina, dell'esercito bizantino, Narsete, ricostruisce in parte Aquileia. E questa ricostruzione parziale di Aquileia che cosa comporta? Comporta che
il patriarca che se ne stava a grado senta il bisogno di tornare nella sua Aquileia, nella vecchia Aquileia, dove c'era la storia, c'erano le radici di questa chiesa. Ma che cosa trova nella vecchia Aquileia quando il patriarca torna? Siamo nel 568, più o meno, e trova un popolo nuovo, che sono i Longobardi. La storia dei Longobardi ci è stata narrata da Paolo Diacono. L'Historia Langobardorum è uno dei capolavori della letteratura medievale. Il Friuli, comunque la zona nord-est del Friuli, è stata sempre favorita un po' dagli storici, perché prima la storia romana aveva Tito Livio, che era di Padova, quindi conosceva questi luoghi. Poi, appunto, la presenza di Paolo Diacono, che racconta, che narra la storia del suo popolo. Perché si mette a raccontare questa storia Paolo Diacono? Perché costretto a rinchiudersi, diciamo così, nel monastero di Monte Cassino, poi parleremo anche in una delle prossime puntate anche di questo fenomeno dei benedettini, costretto a chiudersi nel monastero di Monte Cassino e profondamente toccato dal fatto che rischiavano di perdersi i dati su quella che era la storia del suo popolo, incomincia appunto a raccontare questa storia e la mette per iscritto. Quindi parte da molto lontano e ci spiega innanzitutto che cosa vuol dire Longobardi. Che cosa racconta Paolo Diacono? Allora parte proprio dal luogo in cui dai cui i Longobardi provengono, che è la Scandinavia. È stato un autore antico, adesso non mi ricordo, Strabone mi pare fosse, che diceva che la Scandinavia è stata una culla per i popoli che poi hanno popolato l'Europa. Quindi tutti i vari popoli barbarici, alle loro origini, a parte quelli che venivano dal lontano Oriente, alle loro origini avevano come culla, come inizio, la Scandinavia. E perché vengono sul continente europeo? È chiaro, perché il clima della Scandinavia non è proprio il miglior clima per poterci vivere. E quindi vengono sul continente europeo e cominciano a girare nell'est dell'Europa e fino a quando non vedono la prospettiva di calare nei paesi più caldi. Quindi abbiamo visto come questi popoli sono arrivati, per esempio i Vandali fino in Africa, fino in Spagna, i Franchi hanno occupato la Gallia, alcune tribù gotiche e gli Alamanni la Germania e evidentemente i Longobardi arrivano in Italia. Arrivano in Italia perché? Perché c'è stato il vuoto creato dalle guerre gotiche, per cui non ci sono più i regni romano-barbarici e non c'è neppure il regno bizantino, perché i bizantini si fermano sulla costa e non conquistano l'entroterra aquileiese. Da dove vengono appunto questo nome Longobardi, che possono essere interpretata questa parola in due tipi di letture. La prima lettura è quella della longa barba, che è quella che sposa poi Paolo Diacono, e vedremo perché. Dall'altra parte potrebbe essere dalla alabarda, che è un'arma tipica dei Longobardi, cioè quella specie di asta con una punta di ferro in cima, che appunto alabarda, langabard, lunga barda, lunga spada, che poi prende il nome appunto il Longobardi. Ma è bello capire da dove parte Paolo Diacono, perché parte da una leggenda. Parte da una leggenda che proprio
arriva da questa storia lunga, di questo lungo cammino dalla Scandinavia fino all'Italia. Questa storia vede un misto, diciamo così, tra divino e umano. Perché? Perché i Longobardi arrivano, attraversano il mare e arrivano sulla costa oggi tedesca e lì si ritrovano, popolo molto piccolo, si ritrovano con molti nemici. E allora erano due re all'inizio. La madre di questi due re, che erano fanciulli, si rivolge alla sposa del dio Wotan, il dio mitico dei tedeschi, quindi dei germani, e le chiede appunto di proteggere questo piccolo popolo che, circondato da nemici, rischia di essere estinto, proprio perché non ha forza, non ha numero. Allora la sposa del dio le suggerisce di far mettere, quando all'indomani si sarebbe svegliato il dio Wotan per alzarsi al mattino, di far mettere i capelli delle donne della tribù, di farli mettere a mo' di barba in modo da far sembrare che c'erano in tanti i Longobardi. Per cui l'indomani si sveglia questo dio, questo supremo dio dei Germani, e vede queste donne, ma vestite con questi capelli che fanno da barba, e chiede: ma chi sono questi uomini con questa lunga barba? E da lì nasce la leggenda appunto dei Longobardi, quindi dalla lunga barba. In realtà allora non si chiamavano Longobardi come noi chiamiamo noi, ma si chiamavano Vigniri. Ma la leggenda continua. Perché? Perché evidentemente incominciano a muoversi per cercare nuovi pascoli, per cercare terre nuove per poterci vivere. E sono sempre un piccolo popolo. Ma chi li guida? Li guida misteriosamente un lupo. Un lupo che li porta, li guida attraverso l'Europa orientale. Una divinità fattasi, diciamo, lupo, che li conduce lungo il cammino. Quindi il loro cammino, secondo Paolo Diacono, anche se è un cristiano, ma pensa alla leggenda pagana, è un cammino segnato proprio dalla divinità, anche dalla divinità pagana. Quindi è un destino, quello dei Longobardi, di arrivare poi all'Italia e quindi di conquistare l'Italia. Ma lungo il cammino, evidentemente, devono fare delle guerre. Quindi è un popolo estremamente bellicoso. È un popolo che deve fare la guerra assolutamente, perché altrimenti gli altri popoli sono a lui avversi e quindi li estinguerebbero. E qual è la tattica di questi Longobardi? È quella di allearsi sempre con un popolo più forte, più potente, per batterne un altro. E quindi poi allearsi con un altro per battere quello che era il suo alleato. E così da una guerra all'altra, passando attraverso quella che è poi anche questa è una regione dove molti si fermano prima di entrare in Italia, la Pannonia, oggi Ungheria. E lì arrivano subito dopo che gli Unni, che Attila se n'era andato. E mentre sono lì, questi Longobardi trovano un altro popolo di cui parleremo la prossima volta, che arriva dall'estremo oriente, gli Avari. E questi Avari a loro volta sono molto feroci, sono molto diciamo bellicosi, e si alleano a loro per sconfiggere altri
popoli che stanno arrivando da Oriente. D'altra parte, per vivere, si arruolano anche come soldati mercenari dell'impero di Costantinopoli. L'impero di Costantinopoli ha bisogno di tutelare le sue frontiere a nord, quindi le frontiere, oggi diremmo della Serbia, della Macedonia, e allora ecco che arrivano fino lì i Longobardi e servono agli imperatori di Costantinopoli per tenere a freno gli altri popoli che arrivano da Oriente e da Nord. E come vengono pagati? Vengono pagati con l'oro. Ma una caratteristica dei Longobardi è che non danno valore alle monete. Non sono ancora arrivati con la loro civiltà ad avere diciamo, il senso del valore della moneta. Pagati con delle monete, che cosa fanno? Fondono queste monete d'oro e da lì hanno origine i loro monili che si trovano ancora nelle tombe, perché preferivano quei monili alla moneta vera e propria. Ma mentre sono lì che aspettano di entrare in Italia e sono al servizio dell'impero di Costantinopoli, si convertono al cristianesimo. Ma non è il cristianesimo, diciamo, di Aquileia o comunque il cristianesimo di Roma, di Costantinopoli. È il cristianesimo degli eretici ariani, quelli che abbiamo visto che dicevano che Cristo aveva una sola natura. Perché trovano questi sacerdoti ariani che sono lì tra l'Ungheria e la Serbia? Perché li avevano mandati in esilio, cioè non li avevano da Costantinopoli e anche dall'Occidente, non li avevano uccisi, perché essendo dei sacerdoti non venivano appunto, secondo i criteri allora adottati, non venivano uccisi, ma venivano mandati fuori dalle loro diocesi e mandati in esilio, al confine con i barbari. Ebbene, questi sacerdoti, questi preti, approfittano per convertire i barbari. E non solo i Longobardi convertono, anche altre popolazioni vengono convertite dai preti ariani. E la religione ariana, essendo una religione, diciamo, non sopportata dalle altre, è una religione molto tollerante di per sé, perché cerca di combinare tra i culti pagani e i culti cristiani. Quindi i Longobardi non hanno un trauma nel convertirsi, perché riescono a mantenere le loro radici, la loro identità. Ed è su questo che Paolo Diacono insiste, sulla loro effettiva identità, cioè la loro cultura, il loro essere diversi e originali rispetto a tutti gli altri popoli germanici, ad esempio. Quindi i Longobardi hanno questa forza identitaria, hanno questa forza anche militare, pur essendo un piccolo popolo, pur essendo un popolo molto debole, ma forte nel trovare le alleanze giuste. E quando si libera, diciamo, l'Italia, quando si libera almeno la pianura padana dai barbari e Bisanzio non approfitta per occuparla e per riprendersela come impero, è il momento di entrare in Italia. E entrano in Italia con un re che si chiama Alboino. Alboino non è solo, diciamo, un re barbaro, è anche uno che ha avuto occasione, proprio perché serviva anche lui all'imperatore di Costantinopoli, ha avuto occasione per avere una forte
attrazione per la cultura e il patrimonio, diciamo, letterario e giuridico romano. Per cui non è che sia un re barbaro, è qualcuno che ha fatto anche le sue esperienze culturali e quindi aspira, ecco, a diventare il re dell'Occidente, il re perlomeno dell'Italia rimasta senza occupatori barbarici. E quindi si muove verso Aquileia, perché allora si diceva questo territorio, la Venezia e Istria, e quindi Aquileia era conosciuta un po' da tutti. Ci sono però i suoi alleati, gli Avari, che gli dicono Alboino ci devi portare anche noi, perché anche noi abbiamo voglia di godere di quello che è il beneficio di un clima migliore, della ricchezza che l'Italia ancora porta. Chiaramente Alboino che cosa fa? Gioca di astuzia. Promette agli Avari che una volta che lui si è sistemato in Italia li farà venire e li lascia in Pannonia, li lascia in Ungheria attuale. Quindi muove con il suo esercito, con i suoi carri, con le sue donne, con tutto quanto era ormai abituato a muovere perché era un popolo nomade e arriva sulle Alpi orientali del Friuli. E la leggenda dice che fosse salito o sul Monte Re o sul Mataiur e avesse visto dall'alto la pianura friulana. E ovviamente a quel tempo, proprio perché c'erano state queste guerre, non si vedeva nulla, soltanto si vedeva Cividale che era stata risparmiata dalle invasioni barbariche, che quindi era ancora in piedi. Era ancora una città fortificata, era ancora una città integra, diciamo così, nella sua antica forza difensiva. E la guida che ha, perché ovviamente non è che questi popoli si spostassero senza avere qualcuno che conoscesse il cammino e che conoscesse anche le terre dove si dirigevano. Quindi dall'alto di questo monte, che guarda verso la pianura, e forse anche nei giorni sereni come oggi si arriva a vedere anche il mare, dall'alto di questo monte chiede alla guida che cos'è questa terra, no? Ma è chiaro che lui parlava longobardo, la guida probabilmente non lo conosceva molto bene il longobardo, e risponde la guida Forum Iuli. Perché? Perché credeva che gli chiedesse che cos'è quella città, cos'è quella città. Quello è Forum Iuli. E da lì la terra che Alboino vede verrà chiamata Friuli, quindi Forum Iuli, dalla città di Cividale viene nominata appunto tutta la terra, non solo la città, perché tutto quello che era visibile, secondo la guida, era la città, non il resto. Quindi i Longobardi sono quelli che danno il nome a Friuli, prendendo il nome latino Forum Iuli di Cividale. A loro volta poi chiameranno Cividale, e per quello si chiama Cividale, Civitas Austriae, cioè la città dell'Est. L'Est è l'Austria, Österreich, no? Oggi l'Austria, è lo stato dell'Est, Ost, no? Est. Quindi Alboino conquista Cividale e con le sue fare, che cosa sarebbero le fare? Sono delle famiglie numerose, ovviamente, dei clan li chiameremo noi oggi, si sistema intanto nei luoghi più fortificati, tra cui uno è anche Cormons. Quindi
si mette nei luoghi fortificati perché? Perché chiaramente teme delle incursioni non solo di altri barbari, ma soprattutto dei bizantini, perché i bizantini sono sulla costa e in poco tempo possono arrivare proprio nel cuore del primo nucleo conquistato dai Longobardi. E quindi lui se ne guarda proprio mettendo le sue forze su delle alture che erano già state fortificate dai Romani, quindi non è che inventi nulla, si colloca appunto nei luoghi più fortificati. Questo arrivo ovviamente cambia la storia di questa regione, perché questa regione diventa la prima regione Langobardia, cioè quella che è la terra dei Longobardi. E allora si distinguerà da tutto il resto perché? Perché sarà Forum Iuli parte della Langobardia. Ma evidentemente Alboino non si accontenta di fermarsi qui, ambisce appunto quel regno d'Italia che già nella sua diciamo precedente stagione era il suo sogno. Quindi avanza verso Occidente, avanza verso quella che oggi è chiamata la Langobardia veramente. E qui che cosa rimane? Qui rimane il Forum Iuli e Forum Iuli con a capo un duca. Cos'è il duca? Il duca era il comandante, diciamo così, di un gruppo di guerrieri. Dux in latino. Dux perché usavano appunto parole latine per designare alcune cariche, no? E quindi il dux diventa il duca e il Forum Iuli diventa il ducato del Forum Iuli. E a chi lo affida il ducato del Forum Iuli? Lo affida a un suo fedelissimo che si chiama Agibulfo e sarà il primo duca del Friuli. Quindi si stabilisce innanzitutto dove c'era la Venezia e Istria dei Romani, si stabilisce invece il ducato longobardo, che è formato però solo dalla terraferma. Solo dalla terraferma e non tutta la terraferma perché ancora la costa è in possesso dei bizantini. Che i bizantini che cosa fanno allora? Si impossessano ufficialmente di tutto l'apparato insulare che c'è nell'Alto Adriatico e dell'Istria e si stabiliscono appunto lì, se non altro, come potenza protettrice di quelle isole e di quei popoli che erano su quelle isole. Quindi cominciano a contrapporsi Longobardi e Bizantini in una serie di guerricciole, mentre Alboino prosegue la sua avanzata, come dicevo, verso la Lombardia, verso il Piemonte e si installa in quella che è la capitale del nord Italia divenuta Pavia. Sappiamo poi alcuni aneddoti un po' truculenti su Alboino, no? Perché tutti noi abbiamo sentito la storia, no? Del calice fatto con il cranio del suocero in cui poi fa bere la moglie Rosmunda e poi Rosmunda per vendetta con il Michi lo fa uccidere, eccetera. In realtà sono tutte delle leggende, anche se si è trovato nel tesoro dei Longobardi poi qualcosa che sembrava un calice che sembrava un cranio, ma certamente non. Tutto questo è stata una leggenda costruita dopo
Perché? Perché bisognava dimostrare, soprattutto da parte dei Romani, dei Bizantini, ma anche del Papa, bisognava dimostrare che questo popolo era un popolo selvaggio, crudele, era un popolo barbaro, era un popolo che era contrario anche a quella che era la morale comune, perché quello che era il buonsenso comune, no? Perché evidentemente offrire da bere alla moglie il cranio del padre non è la cosa, diciamo, qualsiasi lo condannerebbe, insomma, no? Quindi queste leggende truculente che nascono in margine alla storia dei Longobardi sono da condannare perché sono finalizzate proprio a far sì che poi la gente disprezzi i Longobardi e li guardi con ostilità. In realtà Alboino è stato un buon governante. Era sì violento, perché siamo nel Medioevo, siamo in un periodo in cui bisogna essere tutti violenti se si vuole sopravvivere, ma non è che sia stato più violento degli altri o più barbaro degli altri o più assassino degli altri. Era in una normalità per il tempo, però era un buon governante. Era un buon governante e soprattutto aveva una capacità di essere anche un condottiero, perché pensate che ha assediato per un anno Pavia e poi l'ha presa. Quindi un anno di assedio, un anno di guerra, un anno proprio di tenacia per prendere una città che era benissimo fortificata e soprattutto aveva degli elementi naturali che la rendevano imprendibile. Quindi Alboino è un personaggio positivo, se vogliamo, non negativo come le leggende le hanno fatto. E su questo ecco, Paolo Diacono è chiaro, cioè lo descrive nel modo giusto. Quindi i Longobardi si installano al momento nell'Italia del Nord e sono in contrasto, siamo nel 568, quindi siamo alla fine del VI secolo, siamo in Italia, quindi l'Italia del Nord, tranne appunto la costa adriatica, è tutta sotto i Longobardi. E i Longobardi si organizzano sul territorio. Si organizzano attraverso la istituzione, come abbiamo visto per il Forum Iuli, il Ducato, così anche ci sono dei ducati per tutto il vasto territorio. E questi duces, questi duchi, che cosa fanno? Fanno i governatori di queste regioni. Ma non lo fanno, diciamo, da dittatori, cercano di coinvolgere anche la popolazione romana che vive su questa terra. Perché cercano di coinvolgerla? Perché, come dicevo, c'è un piccolo popolo e un piccolo popolo ha bisogno di avere degli alleati, ha bisogno di avere qualcuno che faccia numero con loro. Quindi hanno cercato fin dall'inizio i Longobardi di assimilare i romani, chiamiamoli così, che vivevano su questo territorio. È vero che all'inizio c'è una distinzione. C'è una distinzione, per esempio, nelle comunità, perché se nelle fortezze ci sono le cosiddette fare, come dicevo, le famiglie, e ci sono dei paesi, per esempio Fara di Sonzo, si chiama Fara di Sonzo perché era sede di una fara, di una famiglia, di un nucleo longobardo. Nel meridione c'è un paese che si chiama Fara Filiorum Petri, che era la famiglia dei figli di Pietro. Ci sono diversi luoghi che si chiamano con questo nome, con Fara o Farra, insomma. Poi avevano questa, però c'erano anche i nuclei abitati che erano quelli dei Romani. Allora, dal punto di vista del diritto, che cosa fanno? Ed è una cosa molto buona,
lasciano a ciascuno il suo diritto. Per cui i romani si governeranno con il diritto romano, quindi con tutte le garanzie che il diritto romano dava alla persona, anche poi con la rielaborazione che aveva fatto Giustiniano. Quindi diciamo un diritto che era molto avanzato rispetto a quelle che erano le costumanze del tempo. E i Longobardi invece, i Longobardi avevano il loro diritto. Avevano il loro diritto che era un diritto ancora barbarico, un diritto che era molto severo, ma era un diritto elementare, giusto, ma un diritto elementare. Quindi c'era la differenza tra queste due comunità, che però insieme venivano lentamente assimilate. E come venivano assimilate? Venivano assimilate anche per un altro aspetto, perché c'è il rispetto da parte dei Longobardi convertiti al cristianesimo dagli ariani, c'era rispetto per i friulani, per i romani del Friuli, per i romani della Venezia e d'Istria, che erano invece scismatici rispetto a Roma, l'abbiamo visto la volta scorsa, che si erano separati da Roma. Quindi non c'è una persecuzione religiosa nei confronti dei tricapitolini, o di coloro che avevano aderito ai tre capitoli, all'eresia dei tre capitoli, come la chiamavano allora. Quindi tolleranza religiosa, tolleranza nel diritto e poi soprattutto tentativo di assimilarsi, tentativo di unire i romani, come si chiamavano allora, ma erano tutto un misto, no? Erano romani, barbari, eccetera, di unire i romani a loro per rafforzarsi come popolo, per fare numero, perché senza fare numero erano destinati ad essere molto, molto deboli. Quindi c'è questo tentativo, ma la società longobarda era anche organizzata in maniera molto, diciamo così, rigorosa, perché i Longobardi ritenevano che la libertà spettasse solo a quelli che erano guerrieri, quindi i capi famiglia, i capi fara, chiamati anche arimanni, cioè uomini liberi, erano coloro che gestivano la guerra, erano gli uomini della guerra, gli uomini perpetuamente in armi e gli unici destinati ad avere in mano la spada, l'asta della labarda per combattere, per essere guerrieri. Quindi la classe, diciamo, dominante, la classe libera è quella degli arimanni. E gli arimanni usano per la prima volta nella storia, non come i romani che avevano queste cavallerie così un po' mandate allo sbaraglio, usano per la prima volta anche intelligentemente il cavallo come arma, chiamiamo così tra virgolette, per le loro battaglie. Quindi sono non solo guerrieri, ma sono anche cavalieri. Tant'è vero che in molte tombe, assieme al cadavere del guerriero, ritroviamo anche il cavallo, perché loro avevano un'idea molto viva anche dell'aldilà, per cui nell'aldilà dovevano portarsi anche il cavallo, le armi e tutto quello che era il loro corredo. Quindi, società molto rigida, al comando gli arimanni, e poi c'erano diciamo, dei semiliberi chiamati aldii. Perché questo? Perché c'era bisogno di una classe intermedia. Tante volte quando manca una classe intermedia la società non funziona. Noi oggi la chiamiamo la classe media, no?
e vediamo i difetti della nostra società, proprio perché quando viene punita la classe media, oppure in talune realtà che non c'è la classe media, è chiaro il decadere, è chiaro il degrado anche della società. Per cui hanno questa classe media chiamata degli aldi. Sono quelli che praticamente amministrano e forniscono, diciamo, i beni necessari a quelli che sono i guerrieri. Quindi è questa classe intermedia che amministra la terra. Tante volte, perché proprio questi guerrieri si devono spostare per tutta la pianura padana, anche le donne hanno questo ruolo di amministrazione. Per cui nell'ambito dei Longobardi anche la donna ha la sua personalità. Cioè, a differenza dei Romani, a differenza degli altri popoli barbarici, i Longobardi, pur chiaramente non assicurando alla donna la libertà o diciamo la parità, hanno la possibilità di dare alla donna un ruolo di presenza all'interno dell'organizzazione della famiglia, prima di tutto, e poi anche dello Stato. Quindi presenza degli aldi, presenza delle donne, e poi ci sono quelli che vengono chiamati skalks o servi che loro chiamano servi della gleba, perché l'istituzione dei servi della gleba è proprio dei Longobardi. Cioè il Medioevo italiano e europeo, certe strutture, certe mentalità le ha ereditate proprio dai Longobardi, che poi le hanno negate, perché i Longobardi, come vedremo, verranno messi, diciamo così, tra i popoli condannabili, perché sono trovati contro la Chiesa, come vedremo, e contro il potere di Carlo Magno, quindi cancellati dalla storia. Leggevo sul settimanale La Lettura, domenica scorsa, che diceva una cosa molto importante, parlando della figura di Carlo Magno, diceva che il regno dei Franchi era pur ben organizzato, ben, diciamo così, messo insieme da una buona capacità anche di sviluppare un diritto o un'organizzazione. Il regno dei Franchi cominciò a cambiare, a diventare qualcosa di europeo e di grande, come? Attraverso l'assorbimento del popolo longobardo. L'organizzazione dell'impero, del Sacro Romano Impero, non è nient'altro che l'assunzione del sistema e delle idee dei Longobardi. Quindi, tornando a noi, c'è questa organizzazione della società, c'è questa organizzazione in cui ciascuno ha il suo compito e c'è una gerarchizzazione, per cui agli uomini liberi è consentito fare la guerra, portare le armi, ci sono poi classe media e poi ci sono i servi, ci sono questi servi della gleba che sono legati alla terra. Sono legati alla terra perché? Perché evidentemente devono coltivare la terra per fornire il necessario per la nutrizione del popolo. Quindi l'organizzazione sommariamente medievale dell'Europa nasce proprio dall'organizzazione dei Longobardi. E anche c'è tutta una serie di istituzioni. Per esempio, noi oggi ci preoccupiamo delle foreste. Ebbene, i Longobardi creano i cosiddetti valdari, che non sono altro se non le guardie forestali, le potremmo chiamare noi oggi. Cioè queste guardie che hanno il compito di tutelare i boschi. Così hanno delle figure che tutelano le acque, che tutelano l'ambiente, che tutelano, cioè hanno una visione molto avanzata per i tempi di quella che è la società in sviluppo.
è chiaro, siamo nel Medioevo, siamo tante volte arretrati, c'è anche una sorta di violenza anche nei rapporti, però siamo con una civiltà molto, molto avanzata rispetto alla precedente. Quindi nel Friuli Longobardo possiamo definire che esista una specie di laboratorio, di quello che sarà la futura Europa, la futura Europa del Sacro Romano Impero. Pensiamo per esempio alla figura del Gastaldo, il Gastaldo che presiede alla giustizia piccola, alla piccola giustizia nei paesi, e quindi poi diventerà, nella istituzione europea, diventerà una figura centrale nella amministrazione dello Stato. E poi ci sono, da parte del re, che poi la figura del re è centrale nel senso che viene eletto il re dai duchi, sono i duchi che esprimono il re, che siede a Pavia, però è centrale l'aspetto anche del governo, che c'è un governo, sì, chiamiamolo così, federale, perché ciascun duca governa il suo territorio come, o più o meno come gli pare, però ci sono anche dei controlli che arrivano dall'esterno, che arrivano dal re, e quindi i duchi sono costantemente controllati, soprattutto se applicano la giustizia. Ed è questa la figura che poi verrà assunta anche dall'impero di Carlo Magno dei cosiddetti missi dominici, cioè gli inviati del re. Quindi ci sono tante istituzioni che il regno longobardo ha mutuato dalla sua tradizione, ma anche lascia la tradizione dell'Europa. Perché non l'abbiamo valorizzato? Come vi dicevo, perché siamo in un tema e in un clima anche che li vede come nemici della civiltà occidentale, li vede come nemici del cristianesimo ufficiale, nemici dell'Oriente, nemici dell'Occidente. E quindi questo loro aspetto negativo verrà poi mantenuto nella storia. Se noi pensiamo che solo negli ultimi 100-150 anni si è incominciato a studiare e a sviluppare una certa attenzione per il popolo longobardo e per la sua civiltà. Prima era così, una cosa molto limitata, si parlava, non si parlava, non si studiavano i vari testi che avevano lasciato. Per esempio c'è un codice diplomatico dei Longobardi che è qualcosa di eccezionale, perché io credo che se andiamo a leggerlo darebbe un'ottima lezione a tutti i nostri diplomatici attuali, perché è qualcosa di concreto nei rapporti fra gli stati, nei rapporti tra i governanti, che è qualcosa di eccezionale. È scritto appunto quasi più di 1000 anni fa, per dire come questa realtà dei Longobardi, questa identità dei Longobardi sia stata mantenuta e mantenuta nel modo migliore. E quindi la società dell'Italia settentrionale rapidamente, si può dire, si adegua allo stile e al governo longobardo. In particolare, come vi dicevo, anche l'aspetto religioso di Aquileia, perché affermandosi il regno longobardo, il patriarca che risiedeva a Grado ritorna alla vecchia Aquileia, perché si sente rafforzato, si sente sicuro nel tornare alla vecchia Aquileia. E qui entra in gioco Agilulfo, il primo duca del Forum Iuli, il quale gli dà la sua protezione. Tant'è vero, come vedremo, quando arriveranno
gli Avari, perché gli Avari a un certo punto, stanchi di aspettare in Ungheria, decidono di venire a prendersi il loro pezzo d'Italia, e quindi quando arriveranno gli Avari che invaderanno questa terra, il patriarca verrà preso e protetto e portato a Cormons. Quindi la sede del patriarcato passerà da Aquileia, prima ad Agrado, poi ad Aquileia, poi infine a Cormons, dove prenderà la prima sede e poi la sede definitiva a Cividale, quindi al centro del Ducato Longobardo. Questa storia che tante volte, come vi dicevo appunto, non si conosce mai abbastanza, viene rafforzata poi dalla attenzione anche che i re longobardi hanno per la chiesa di Aquileia. Non solo il duca Agilulfo o i suoi successori, ma anche il re dei Longobardi ha attenzione per la chiesa di Aquileia. Tant'è vero che la tradizione vuole che il figlio del re venga battezzato dal vescovo di Aquileia, quindi dal patriarca di Aquileia, o comunque da un vescovo delegato dall'aquileiese, quindi da un tricapitolino. Loro sono ancora seguaci di Ario, però il tricapitolino va a battezzare il figlio del re. Perché questo? Perché chiaramente le due religioni si uniscono. E anche quando, vedremo poi le prossime volte, quando i Longobardi si convertiranno al cristianesimo ufficiale, diciamo cristianesimo di Roma, per interesse di Gregorio Magno e della regina Teodolinda, che non era poi longobarda ma era bavarese, anche in quel momento, quando loro diventano ufficialmente, diciamo, ortodossi, quindi ufficialmente obbedienti al Papa, continueranno a chiedere al vescovo e al patriarca tricapitolino di continuare a battezzare i figli del re. E questo che cosa ha portato poi? Una curiosità. Una curiosità perché c'era una via speciale che era riservata ai patriarchi di Aquileia per arrivare a Pavia. Tant'è vero che parte del patriarcato di Aquileia era anche un piccolo territorio in provincia oggi in provincia di Treviso. San Polo, San Giorgio e San Fior erano un piccolo territorio dove il patriarca si fermava nel suo viaggio verso Pavia per riposare. Quindi, per dire come c'erano questa strada che portava fino a Pavia. Pavia diventa la città dei Longobardi, diventa la città in cui i Longobardi non solo lasciano grandi testimonianze, ma lo faranno anche in Cividale. Quindi Cividale e Pavia saranno in continuità con questa civiltà. Saranno una linea di civiltà che attraversa tutta l'Italia del nord quasi. Quindi la Langobardia diventa una realtà europea, diventa una realtà dove i popoli convivono senza grosse, diciamo, conflittualità, perché si arriverà appunto a far sì che Romani e Longobardi si mettano assieme e convivano in questo reame che è un reame diverso da quello degli altri popoli barbarici. E di questo vedremo la prossima volta, perché vedremo anche le leggi, vedremo anche non solo l'aspetto legislativo, ma anche vedremo gli episodi legati appunto a questa invasione degli Avari, e parleremo anche degli Avari perché saranno a lungo, diciamo così, ai confini del Friuli e dell'Aquileiese, perché solo Carlo Magno, poi anzi Carlo Magno, il figlio di Carlo Magno e Paolino di Aquileia, li sconfiggeranno e quindi li convertiranno, li annulleranno appunto nelle loro diversità e cercheranno di portarli appunto
nella chiesa ufficiale. Quindi stasera ci lasciamo così e ci risentiamo la prossima settimana. Buonasera a tutti.